comincio io, prendo subito la parola e quindi diciamo il mio ego lo prenoto immediatamente perché va anche spiegato come nasce questa serata per alcuni aspetti. Il che spiega anche perché io sono una persona stupida. Cioè io ho avuto un rapporto con loro per cui vieni a Pordenone Pensa a presentare il tuo libro, perché persino io ho fatto un libro, che i libri servono appunto a essere presentati in circostanze come queste. E quindi la prima richiesta che faccio è, siccome qua ci sono due libri, perché alla fine questa cosa è diventata la presentazione del libro suo. E quindi questo è già. Quindi il primo messaggio è: per favore, comprate il mio libro e non il suo. Li vendono lì tutti e due. La seconda cosa è che la seconda opzione che è stata detta mi è stata detta è stata che da anni si voleva fare una cosa sulla montagna. Mi è stato fatto una serie di nomi con i quali avrei potuto confrontarmi, nomi tristi, gente del CAI, gente terribile, salve, come va? E, e invece poi è venuto fuori il nome di Simone, che è capace di comunicare, perché ci sono anche alpinisti capaci di parlare, che usano i congiuntivi, mangiano con le forchette, forse non sono dolomitisti o occidentalisti, sarà per questo Simone. Però io intanto sto cercando disperatamente di tirare fuori il computer dove ho scritto delle cose, delle domande, e quindi insomma, per diciamo, ecco, c'è anche una scena di cabaret stasera compresa nel prezzo, diciamo così, per compensare la mia parte di ego per il fatto che alla fine si presenta il suo libro e non il mio libro che parla di tutt'altro e manco vi dico il titolo, però lo potete comprare lì nella bancarella. Mi sono accorto tuttavia che nella parte iniziale, che ora ovviamente non troverò, c'è una citazione dell'alpinismo e indirettamente di Simone, dico indirettamente nel senso che non c'è il nome e il cognome, che può essere un buon viatico, diciamo, un buon punto di partenza per questa discussione che non ho ben capito su cosa sia, perché il rispetto delle montagne può voler dire tutto e niente. E potremmo, leggendo il libro, perché si dice sempre mi ha colpito il libro e lo si dice sempre anche quando non ci ha colpito per niente. Io ho partecipato a centinaia di presentazioni di libri senza neanche averli letti, sono il più grande lettore di risvolti di copertina che esista al mondo. Però addirittura il suo l'ho comprato con Amazon, ti ho dato dei soldi, 2 giorni fa e l'ho letto tutto. Non ho fatto finta di leggerlo, non ho cercato le parti più importanti. Non mi ricordo più il filo del discorso, però se arriviamo al punto che volevo, capiamo il punto di vista di quello che dovrebbe essere l'alpinismo e forse non è più, e che prescinde, diciamo, dal fatto del rispetto. Non lo trovo, ma adesso lo trovo. Vi chiedo scusa un attimo. Allora, eccolo qua. Io ti chiedo se eventualmente cosa pensi di questo che ho scritto, che è una visione molto personale dell'alpinismo. Non c'entra niente, l'ho contestualizzato, ripeto, in tutt'altro, ma è un discorso che fa parte della questione del famoso alpinismo a rischio zero, perché si pretende che l'alpinismo sia qualcosa a rischio zero, che si fa prima rimanere probabilmente a casa o andare in palestra. Allora, piccola digressione, riguarda l'alpinismo, intendo quello che ho praticato e che piace a me, l'alpinismo irresponsabile e scorretto di chi va a cercarsela, rischia la pelle, non si assicura nei limiti del possibile, non dice a nessuno dove è diretto e dove lui o la sua salma potrebbero essere rintracciati. È il contrario dell'alpinismo corretto e turistico che vorrebbe ridurre il rischio a zero e farsi villeggiatura, cartolina, scampagnata, parco dei divertimenti, palestra a cielo aperto, fondale per selfie. C'entra con i nostri temi, quelli di cui parlo nel libro, perché l'alpinismo è stato ribattezzato giusto appunto conquista dell'inutile, non ha uno scopo e, da un lato, è solo una versione moderna della fatica di Sisifo e del criceto nella ruota. Una volta in un'intervista uno degli alpinisti migliori del mondo, ho sbagliato qua, forse chiesi questo: ma se la salita è solo una sofferenza in cui agognare la cima, e poi la cima è un rincoglionimento con l'ansia di dover affrettarsi a scendere,
Allora, quando è il presente nell'alpinismo? Risposta: praticamente non c'è. E io aggiungo, io, la prospettiva è nel futuro, quando si riguarderanno le fotografie di vetta, quando cioè si tornerà a volgersi al passato, ma il presente non c'è. Il presente è Sisifo, è il criceto che corre oltretutto in salita, ma perlomeno nell'alpinismo è qualcosa che rimette in proporzione i nostri umani limiti rispetto alla natura, che rimette in qualche armonia gli emisferi del cervello. In montagna sostanzialmente si vuole solo sopravvivere, che altro non c'è da fare, come nel resto della vita, perché si ama la vita così intensamente in montagna da volersi confrontare solo con i propri confini psicofisici, come fanno gli animali in fondo. E non ho mai conosciuto un alpinista davvero depresso, perché ne manca il tempo. In montagna emergono tutte le carenze, perché la montagna è verticale, fa mancare la terra sotto i piedi, costringe a un confronto con i bisogni ricondotti all'osso, la fatica, il freddo, la paura, il fame, la sete, e costringe a poter contare solo su se stessi, senza la società e la cultura che diano istruzioni. È un posto in cui valgono altre regole, altre leggi, è una dimensione in cui il vivere e il morire ritrovano provvisoriamente un altro significato. In città, in pianura, in quel posto di merda, all'alpinista risulta solo un irresponsabile o un costo sociale per eventuali soccorritori. Ma lassù, sopra i 3000 metri, frattanto, l'alpinista non capisce neanche di che cazzo stiano parlando laggiù. Ha da fare, sta cercando di evitare un crepaccio. Gli alpinisti sono delle scimmie antropomorfe del genere Homo, disgraziate come altre, che però hanno drammaticamente bisogno di sentirsi vive, rischiando la morte. Finito la parentesi ego, vengo a te, al tuo libro che incredibilmente ho trovato bello, e il tipico aggancio con l'attualità, con la sicurezza, col rispetto, te lo faccio chiedendoti questo. Restando sull'attualità, la notizia di ieri mi pare che è morta un alpinista sul Monte Bianco, una 24enne sul couloir de Goutier, che è la via normale francese per arrivare su al rifugio Goutier, e in un tratto che hanno calcolato, l'ho letto addirittura in una rivista del CAI, non so quindi se sia vero, però, che sarebbe quindi, avendo avuto 77 morti dal 96 a oggi, il punto più pericoloso del mondo. Quindi il concetto di rischio è, nelle, è qualcosa che, voglio dire, noi dobbiamo parallelare in assoluto anche alle montagne dietro casa, oppure è il villaggio globale che ci fa considerare, ci faceva considerare rischio solo ciò che è lontano e inaccessibile. E siccome, e finisco, mi hanno detto anche di citare gli aneddoti a proposito di sicurezza e di rischio, che cos'è il rischio zero? Cosa può essere il rischio zero, considerando che Reinhold Messner non si è mai fratturato niente se non una volta il tallone, perché si è arrampicato sul cancelletto di casa nel suo castello di Duval perché aveva dimenticato le chiavi in casa. È l'unica frattura che si è fatto. È un po' complicato come domanda, ma a te. Allora, grazie per questa domanda. Io invece l'ho colta pienamente e nelle parole che hai letto e poi detto mi è venuta in mente la definizione che proprio lo stesso Reinhold Messner diede dell'alpinismo, perché la più famosa è la conquista dell'inutile, ok? Ma a me quella che piace di più è proprio quella che ha formulato Reinhold, che ha detto l'alpinismo è l'arte di sopravvivere. Nella definizione l'arte di sopravvivere, se un'attività a rischio zero, non c'è bisogno di praticare l'arte della sopravvivenza. Sì, magari puoi praticare l'arte del divertimento, l'arte della narrazione dopo che ti sei divertito, ma se è l'arte di sopravvivere vuol dire che mette al centro questo concetto. E per completare questa sua definizione, se noi andiamo qui nella libreria, la tua libreria dove lavori, e si compra il libro di Reinhold Messner, uno dei tanti, perché ne ha scritti quasi 100, dedicato alla storia delle salite di tutti i 14.000, del quale lui è stato il primo a compiere questa collezione, tra l'altro senza ossigeno e senza sherpa, il titolo del libro è Sopravvissuto. Uno potrebbe dire, ha scritto 400.000,
ce l'ho fatta, il re degli 8000, che è una definizione che gli hanno dato, non si è dato, il titolo è stato sopravvissuto. Ebbene, io da questa sua definizione e da questo suo titolo ho colto l'insegnamento più importante che mi ha accompagnato sino ad oggi nelle mie oltre 70 spedizioni. Io in Nepal sono stato, quest'anno sono appena tornato, è stata la mia 121esima volta solo in Nepal e ho ancora tutte le dita delle mani e dei piedi, ma non perché sia un'attività a rischio zero, perché ho voluto, più voluto che dovuto, rinunciare prima che sia troppo tardi. Faccio questo esempio, l'ho fatto anche ieri sera in un'altra presentazione come stasera del libro, ed è metaforica ovviamente. L'alpinismo è un po' come l'alpinismo e gli alpinisti, come il gruppo di gazzelle che stanno brucando, ok? E c'è il leone che ha fame, il leone è il pericolo, perché in alpinismo c'è pericolo, come in tantissime altre cose. Non voglio dare una definizione mortale o solo funesta dell'alpinismo, però ci sono dei pericoli, è bene saperlo e sarebbe il più grande dei rischi pensare che sia un'attività priva degli rischi stessi. Quindi gli alpinisti e praticare l'alpinismo è come essere delle gazzelle che brucano e mangiano. E il pericolo, nonostante la tua preparazione, nonostante la tua velocità, nonostante la tua dote atletica, nonostante la tua attenzione, è il leone che ha fame e quindi si avvicina alle gazzelle e ovviamente non si fa vedere, perché se noi fossimo in grado di vedere tutti i pericoli della vita, saremmo infallibili, ok? Che è proprietà solamente del divino. Quindi noi divini non siamo umani fragili e quindi cerchiamo di utilizzare le nostre capacità per proteggere il bene più prezioso che è quello della vita. Ebbene, la faccio breve, il leone si avvicina, alcune di queste gazzelle si fermano, tirano sulla testa, muovono le orecchie, muovono il naso, non vedono il leone e scappano. Alcune. Altre non lo vedono, vanno avanti, il leone si avvicina, lo vedono, scappano troppo tardi. Questa è la metafora che si lega molto al modo con cui sino ad oggi ho voluto fare alpinismo. E quando scappi, Qualche gazzella è così stanca che non riesce neanche a vedere il ecco, leone, diciamo così. quando scappi senza aver visto ancora il leone e quindi quando rinunci senza che si sia manifestato in maniera palese il pericolo, che quindi sto dicendo più volte che c'è, e non c'è solo in Himalaya, c'è anche sulla montagna dietro casa tua, perché un altro degli errori è pensare che sia solo direttamente proporzionale alla latitudine e alla quota. Tu devi accettare e lasciare aperto il dubbio che magari avresti potuto anche andare in cima, ok? Traduco, io ricordo benissimo quando ho rinunciato nel 2004, maggio 2004, a salire in cima all'Annapurna, mi sono fermato a 91 metri dalla cima. Nel 2007 Broad Peak, 198 metri dalla cima, ok? Giornata fantastica, io stavo da Dio, condizioni della montagna bellissime, ero a 198 metri dalla cima ed erano le 14:30. Per fare 198 metri a quelle quote senza ossigeno ed ero d'inverno ed ero solo, sarebbe stata quindi la prima solitaria della storia, in prima assoluta su un 8000, non ancora salito fino sulla punta in inverno. Vai a una velocità di 70-80 metri all'ora. Qui magari fai 1000-1200 metri di dislivello in un'ora quando sei preparato. Là la stessa persona con la stessa preparazione, lo stesso individuo, riesce ad andare a 70-80 metri di dislivello l'ora. Quindi per me mancavano ancora 2 ore. 2 e mezza più 2 ore, 4 e mezza. D'inverno alle 5 fa buio. E cosa fai? Entri nella storia, ma nell'ultima fase della tua di storia, ok? E quindi ho deciso di rinunciare, chiudendo. Il pericolo certo che c'è, è bene che ci sia. Stimola l'arte animale di utilizzare una dote che noi abbiamo perso perché non è più necessaria nella vita di tutti i giorni. Nella vita urbana, quella città che tu definivi, ok? Che si affanna a definirti irresponsabile mentre tu sei là e non hai tempo neppure di ascoltarlo. L'istinto, che è la parte virtuosa
dell'essere animale dell'uomo non l'abbiamo più dovuta sviluppare, perché non dobbiamo procacciarci il cibo, non dobbiamo costruirci una capanna, non dobbiamo sopravvivere alla verticalità se non perché la scegliamo. E una volta invece faceva parte lo scavalcamento delle montagne della necessità di andare da un territorio all'altro, della necessità di fare una transumanza. Quando abbiamo trovato Messner, tra l'altro, e Kamerlander, l'uomo di Similaun, ok? E non l'hanno trovato con una picozza e un rampone, l'hanno trovato vestito come un pastore, ok? Quindi la montagna ha anche dei pericoli. E probabilmente questo è il grande fascino della montagna, perché non è addomesticata. Noi viviamo in un mondo normato, cioè ci sono delle norme. Mi fermo, c'è rosso, c'è un altro che c'ha il verde, passa. Quindi l'abbiamo tutto incastonato per giustamente proteggere la nostra incolumità. Ma abbiamo normato un mondo urbano. La natura, come diceva lui, come ha letto lui, ha delle altre dinamiche, ha delle altre regole, non a nostra immagine e comodità. Siamo noi che dobbiamo adattarci, ma per adattarci serve l'arte di sopravvivere, non più necessaria per vivere in città. Ecco perché scegliere di andare a fare alpinismo è riscoprire una parte anche ancestrale di sé. Può sembrare schizofrenico, perché uno dice vado in montagna dove so che ho pericoli per riuscire a tornare a casa e proteggersi. E uno potrebbe dire stai a casa sul divano, ok? Così non devi più proteggerla. E allora qui entriamo in un discernimento anche filosofico e Che filologico. io tra l'altro affronto in quel libro lì. Ecco, di che senso abbia non aver chiesto di nascere, nessuno chiede di morire, ci ritroviamo ad esistere in un lasso di tempo rispetto all'eternità nel quale veniamo e torniamo infinitesimale, quindi piccolissimo, e cosa fai? Stai sul divano per proteggere questo bene prezioso? Potrebbe essere la risposta. Sì, ma lo stai assaporando? È come andare a un ristorante e guardare fuori dalla vetrina gli altri che mangiano. Ok? Dici, no, io sto fuori così non ingrasso, quindi non mangio. Beh, è la scelta giusta? O forse conviene gustarla cercando di non andare a casa e star male perché hai mangiato troppo o hai mangiato male? Ecco, io definisco la vita che ho apprezzato e continuo a apprezzare esponendomi a certi rischi come l'occasione per riscoprire e sentire, percepire che sei vivo. Noi invece lo diamo veramente per ovvio, ok? E quando una cosa diventa ovvia perde valore, ok? E se deve perdere valore la vita, come posso io insegnare a vivere a colui che genero, ok? O a colui che stanno attorno a me? Quindi narrare l'alpinismo solo come un mondo ostile dal quale stare lontano è un'occasione persa. Starne lontano senza neppure conoscerlo è un'altra occasione persa, e la voglia che abbiamo tutti noi, ognuno al suo livello, di andare in montagna è perché probabilmente capiamo che privandoci per scelta di tutte le nostre comodità per ritrovarci nudi, cioè noi e la natura, ci dà l'occasione di capire che quando torniamo in città dobbiamo essere delle persone diverse, o molto spesso torniamo delle persone diverse. Tu hai letto, non ho mai trovato degli alpinisti infelici o annoiati, ok? Ecco, ma non perché sono diversi, perché sono le stesse persone che poi vanno anche loro al lavoro, abitano anche loro in un appartamento, ma hanno trovato attraverso la montagna, c'è chi lo trova attraverso il mare, chi lo trova attraverso una vocazione, ok? Ma scommettere sull'ignoto, il pericolo è ignoto, è il grande sale dell'alpinismo. Tu a tua volta suggerisci a me una cosa che scrivo sempre in questa introduzione del libro. Quando hai parlato del fatto che c'è una parte del nostro cervello che sarebbe il sistema limbico, che è diciamo la parte per essere grezzi più animale, che è quella appunto più istintiva, più legata all'istinto, quella appunto a cui ci riconduciamo di più nel rarefare ciò di cui abbiamo bisogno o ci ritroviamo ad avere bisogno quando andiamo in montagna. Tutto il resto è ciò che è nella parte sinistra, che è ciò che è stato sviluppato con la cultura e con il linguaggio, è un grande equivoco della società moderna, perché è quello che spiego nel libro, poi spiego il ragionamento, perché
società moderna si crede che l'evoluzione dell'uomo sia anche è di tipo etico. Il nostro hardware, il nostro cervello è fermo a un periodo da 50.000 a 300.000 anni fa. Se noi prendessimo un ragazzo di 50.000 anni fa e lo facessimo dal primo mese di vita, lo trasportassimo a oggi, potrebbe tranquillamente fare un'università americana. Non è che c'è stata però il progresso è stato solo di tipo, come posso dire, etico cioè non etico, tecnologico fondamentalmente. E non è che però siamo diventati più buoni. E questo spiega anche perché esisterà sempre la criminalità, eccetera. Non è che il nostro nonno era più cattivo di noi, non è che ai tempi di Aristotele fossero più cattivi gli uomini. E però appunto ricondurti a, come dire, togliere tara dalla tua mente, a ritrovarti coi bisogni primari, è qualcosa che diciamo è un altro modo di dire quello che cercavo di dire leggendo quel pezzo e che lui ha spiegato in un modo efficace, devo dire. Per fare fuori Messner, nel senso, per citarlo per l'ultima volta perché sennò manca lui qua stasera, ti cito questo. Allora, io 9 anni fa ti feci un'altra intervista dove ti chiesi se l'Everest, perché cominciava, diciamo, questo circo delle spedizioni commerciali, ormai non ce lo fossimo perso, perché c'erano già quelle foto con le interminabili file incredibili, tutti attorno alla corda fissa, tipo ferrata con la Jumar, che sarebbe un aggancio, insomma, per salire senza cadere giù. E tu mi rispondesti: sì, no, è vero, l'abbiamo persa, ma solo 2 mesi all'anno, e parlavo solo dell'Everest. Io poi ho visto che le cose sono cambiate e poi soprattutto ho letto il libro tuo, perché le evoluzioni si fa per dire in senso darwiniano, del termine, di ciò che è successo e che tu racconti nel tuo libro, io che mi credevo informato, hanno lasciato basito anche me, perché ci sono. Allora, anzitutto lo dico per una richiesta di certificati, di permessi che devi chiedere che t'ammazza, c'è una burocrazia da Maria Teresa d'Austria. È obbligatorio, correggimi tu se sbaglio, salire in determinate montagne, almeno gli 8000, penso, o dal Nepal almeno, con la bombola di ossigeno. Devi avere una guida, in teoria se va a Messner gli dicono c'è una guida, e devi pagarla ovviamente la guida. Sono vietate le solitarie, e se ne traduce, e tu efficacemente dici, e ti chiedo conferma, anzi ti chiedo di dettagliare, che Messner nel 78, quando è andato da solo per la prima volta, anzi no, non da solo poi c'è tornato, tra l'altro in un periodo monsonico, poi parliamo anche di quello, ma quando è andato in due con Abeler per la prima volta in cima all'Everest, sfidando anche la scienza, perché nessuno pensava che si potesse fare, lui lo sapeva perché era andato con l'aereo a 9000 metri per vedere se sveniva. Però oggi non potrebbe. Scusi, dottor Messner, no, non può salire. Messner, cioè, raccontaci questa cosa, ti prego, perché io sono rimasto allucinato. Allora, è come se si proibisse che si dia un calcio col piede destro al pallone. Quindi Maradona oggi sarebbe squalificato se tirava, come lui era sinistro, fa tutti i suoi gol. Ok, sì, era mancino, o meglio, era ambidestro perché era un campione. E quindi ho fatto questa digressione perché magari il calcio arriva più efficacemente. E quindi veramente come se oggi si facesse una regola in cui, ed è stata fatta, che, come hai detto tu Filippo, oggi Messner o io stesso, quando ho detto mi sono fermato a 198 metri dalla cima, ero da solo, in invernale, senza ossigeno, al Broad Peak, oggi è vietato. E l'arte di, fatta la regola, trovato l'inganno, che pensavo fosse un'arte solo italica, in realtà noi siamo dei pivelli, ok? Perché quest'anno ho visto gente che ha provato a fare l'Everest senza ossigeno, c'è stata una persona che ha provato a farlo in velocità, ha dovuto aspettare che tutte le code finissero, poi è partito e poi sono andato a prenderlo in elicottero a campo 1 perché non ce la faceva più, tra l'altro, ok? E però lui aveva nello zaino la bombola, perché si è obbligato
a utilizzare l'ossigeno, ma uno che non vuole utilizzare l'ossigeno, sembra che il sistema che abbiano trovato è che ti devi prendere la bombola con l'erogatore e portartela nello zaino. C'era Che anche la guida nello zaino, non no, credo. non c'era la guida perché quelli che vogliono andare senza guida, no, la guida è stata male. E non puoi dire la guida la tiro su per le orecchie, ok? Quindi va al campo male, si dichiara moribondo, o meglio, mi sembra che si deve dichiarare moribondo dopo aver iniziato la scalata, perché se si dichiara moribondo già al campo base, dicono fermo, te ne dobbiamo dare un'altra, o meglio, te ne devi pagare un'altra, ok? Adesso queste cose fanno giustamente e tristamente sorridere, si sta provando ad aggiustarle, o meglio, siccome tra le varie regole, e qui la trovo giusta, sei obbligato a prendere un logista, un'organizzazione locale che ti organizza i permessi governativi, ti organizza la logistica dove andare a mangiare, i portatori e così via, e lo posso anche capire, questi logisti che sono quelli che hanno in parte fomentato queste regole per cercare di adattarsi sul nuovo prototipo di alpinisti, e adesso ti spiego perché sono nate queste regole, hanno perso un po' il senso della misura. Ti faccio questo esempio perché serve per capire. Del 100% degli alpinisti che oggi vanno a tentare le montagne di 8000 nella stagione favorevole, e questa cosa è il punto dove dovete mettere attenzione, quindi gli 8000 si scalano quasi sempre, quelli nepalesi, in primavera, e quelli pakistani, proprio perché non ci sono i monsoni, d'estate. Quindi le stagioni propizie, le più propizie, sono la primavera per 9 dei 14 8000 e l'estate per gli altri 5. Ebbene, tutte le spedizioni e tutti gli alpinisti che vanno a tentare oggi gli 8000 sono tutti alpinisti che vogliono, chiedono la bombola d'ossigeno, non perché gliel'ha imposto la regola, anche se non ci fosse stata l'avrebbero chiesta. Tutti si prendono una guida, tutti si prendono da 5 a 8 bombole di ossigeno. Alcuni hanno anche 2 o 3 guide per ogni singola persona, a seconda di quanto pagano. Traduco, un ticket per poter scalare l'Everest completamente assistito va dai $60.000 fino ai $250.000, a seconda che se tu hai anche la tua cucina, il tuo cuoco, la tua tenda al campo base, gli Sherpa non ti porti neanche lo zaino, E vai uno su. che ti allaccia i ramponi perché spesso non sono No, capaci. ti insegna a utilizzare, fanno il corso alpinismo al campo base per il 90%, mettono per terra tra 2 sassi o tra 2 crepacci, neanche crepacci perché è già pericoloso, tra 2 sassi o tra 2 piccoli seracchi, mettono per terra una scaletta e ti insegnano a camminare avanti e indietro perché dovrai poi superare i crepacci veri tra il campo base e il campo 1. Ti insegnano a utilizzare questa maniglia autobloccante, quella che si chiama Jumar, che è un attrezzo che metti sulla corda, scorre verso l'alto ma non viene verso il basso, e quindi ti serve, vai su e ti appendi, vai su e ti appendi. Okay. Ti insegnano insomma l'arte di fare alpinismo, che prima di questa fase, che è iniziata quasi 20 anni fa, non esisteva, perché era ovvio che uno si approcciava all'Himalaya come culmine di una carriera intera, dove sapeva ovviamente fare i nodi, dove sapeva ovviamente di trovarsi l'itinerario, montarsi una tenda, mettersi i ramponi, uscire da un crepaccio, ok? Oggi, e Mesner l'ha chiamato l'alpinismo di pista, io lo chiamo turismo d'alta quota, che ha dei riscontri positivi, li vedremo dopo, ma ha cambiato il prototipo di alpinista. Oggi il ministro del turismo, il primo ministro nepalese, tutti quelli nepalesi che aiutano le spedizioni alpinistiche da 20 anni vedono solo persone con zero conoscenza di alpinismo che vengono e hanno bisogno della babysitter. Ecco perché il governo ha detto: oh, sarà meglio che qualcuno di questi qui, perché vogliono fare tutti i protagonisti, sarà meglio che qualcuno di questi qui non è che parta e ci vada su senza ossigeno, se no dobbiamo andarlo subito a prendere, o che parte in Non voglio solitaria. interromperti, voglio farti proseguire, ma ho paura di dimenticarmi perché c'è una cosa che veramente mi ha colpito. Voglio che la dici
In sintesi è questa. Allora, ha spiegato in che stagione vanno su gli alpinisti, quella più favorevole a seconda delle montagne della catena montuosa. Quindi la più sfavorevole è quella in cui ha eccelso lui, l'invernale. E secondo un'ottica e un periodo in cui scalare era inteso come scalare senza ossigeno, altrimenti era una forma di doping addirittura, cioè barare. Quindi quando a lui è capitato, perché appunto per ragioni anche professionali, perché questi poi lui li va a salvare con l'elicottero spesso, un tizio, se c'è nel libro, Sì, sì, sì. gli ha chiesto, siccome lui va d'inverno Vado e senza senza bomba, scerpa. ma ha dedotto, e senza scerpa, ma forse è povero. Sì, ma allora, Cioè, allora, giusto? questo libro nasce pochi giorni prima che partissi per il Nepal a febbraio e fondamentalmente l'ho scritto ad aprile e a metà di maggio l'ho consegnato e poi l'hanno stampato. Quindi l'ho scritto mentre ero in Nepal, alcune settimane fa. E 20 giorni fa l'ultima volta mi hanno detto, ma scusa, ma tu no, uno famoso come te non trova neanche i soldi per comprarsi le bombole d'ossigeno? Ho detto, perché? E appunto, poi tu non c'hai neanche gli Sherpa e le corde fisse, ma only low cost, low budget expedition. Quindi il disadattato nei loro... Mi ci Chiariamo, mancava che mi dessero la questo era mancia. scemo, per No, uno che dice così non è un'altra sì, però adesso generazione, questo era te ne scemo. dico un'altra. Lo sai che tutti questi alpini... Io vado in tutti i campi base e molto spesso arrivo, spengo l'elicottero aspettando di organizzare, mettere sotto la corda per poi andare a prendere quelli che sono rimasti in giro e mentre facciamo queste cose sono a contatto con questa gente. Tutti questi conoscono solo Reinhold Messner e sottoscritto. Fine, non conoscono più nessun altro nome. Uno di troppo, insomma. Sì, io sono di troppo, ma a me mi conoscono, ti spiego perché. Perché io sono lì tra Perché li loro, salvi, perché li perché vado a gli salvi la salvare. pelle. E dici, cacchio, questo qui non ha i soldi perché deve andare senza bombole, ma che bravo, viene qui a toglierci dalle Per grane. guadagnare si riduce Muoversi. a salvarci la Sì, pelle, questo qua, capito? esatto. E, Mamma mia, che, quest- che poveraccio, eccetera. e mi Invece, ha anche detto, ma perché eh, tu vai d'inverno? Perché costano di meno i permessi, perché in realtà certo. se vai d'inverno per incentivare, per spalmare il turismo in altre stagioni, il governo sia nepalese che pakistano fanno il 50% di sconto sul permesso. Non ti E hai quindi chiesto ho detto, cazzo, se, vai non sempre ti ai hanno saldi chiesto lui. se vai da solo perché sei una sociale o cose del No, mi hanno genere? detto, come mai sempre in 2 o 3 persone? Non hai amici. No, esatto, non hai amici. Quindi, non so, è come se uno ti dicesse, ma come mai giochi a pallone usando i piedi e non usi le mani? Guarda che è più facile. E dici, vabbè, me l'ha chiesto uno, è scemo. No, tutti ti guardano un po' così. E allora per loro sei, you are a legend, legend. E loro mi chiamano Simone The Legend. Ma in realtà non mi chiamano The Legend perché fai un alpinismo di un certo... Tu sei una leggenda perché sei l'unico marcione che non si prende le bombole d'ossigeno e non va... Quindi probabilmente il percepito di leggenda, e io quando lo ascolto, devo smussare un po' i toni gratificanti perché dietro la loro definizione di legend probabilmente perché non la capiscono, ok? Il lato positivo ho detto che c'è e va narrato. Ho la fortuna di essere andato per la prima volta in Nepal a scalare le montagne da Marcione, che era l'unico sistema con cui Messner, Kukuczka, Merlander, Loretan, tutti hanno sempre, da sempre salito gli 8000. Esisteva C'è chi è morto per questo, voglio sì, dire. Kukuczka è morto perché aveva una corda di plastica. comprata di seconda mano a Kathmandu. Sì, lui veramente non aveva i denari, ha scalato la parete più difficile del mondo, arriva quasi in cima, vola e si è spaccata la corda, ok? E il suo compagno, Rizar Pavlovsky, con il quale io poi ho scalato il Lhotse nel 94, si trova quasi in cima al Lhotse per la parete sud senza 1 metro di corda perché quell'altro che è volato si è spaccata la corda e si è portato via quasi tutta la corda, è sceso slegato in solitaria fino alla base della Stiamo parete. parlando di Sì, fenomeni. assoluti. E quindi il lato positivo qual è? Dal 92, la prima volta che sono andato in Nepal, a oggi il Nepal è cambiato in maniera mostruosa. E l'economia del paese Nepal si è
evoluta e cambiata ed è migliorata parecchio grazie all'industria turistica, che è la prima industria del pianeta, che ha annoverato negli ultimi 15 anni una nuova ondata di turisti ben paganti. Prima erano quelli che chiamavano i backpackers. Ok, uno si prendeva lo zaino, andava in giro, mangiava dalbat, riso e lenticchie, quindi lasciava denari nelle varie valli, ma non è che arrivava una grande quantità di denari. Oggi il Nepal, per tutta una serie di motivi, è diventato famoso, conosciuto. Nel 92 mi ricordo mi dissero: ma che non ti compri un appartamento, a te che vieni qua tutti gli anni, dici che vuoi venire qua. Sei un marcione. Lo compravo con $3.000, oggi costa $12.000 al metro quadro. 12.000 euro al metro quadro costa comprare una casa in Kathmandu, una delle città più inquinate del mondo e più incasinate del mondo, ok? Questo vi dà lo stravolgimento che ha avuto questo paese, perché arriva questa gente qui, c'è gente che arriva anche col jet privato, o c'è gente, quasi tutti questi qua arrivano tutti in business class. Io sono il marcione Ecco, che arrivo in economy, ok? come prima ti faccio continuare dicendo, quando poi descrivi se vuoi, perché forse magari non tutti ce l'hanno chiaro, perché campo base, vengono in mente la tenda con dentro il fornelletto, il No, sacco a no, pelo no. buttato. Descrivi pagando diciamo il massimo, com'è, non so, dell'adventure, la più costosa, cioè, com'è il campo base, com'è il servizio per uno che voglia spendere e avere il Ok, massimo per essere portato insomma in cima alla montagna. ok. Prima di risponderti, vi dico, stiamo parlando di 14 cime su migliaia e migliaia di montagne che ci sono in Nepal. Quindi chi andasse via stasera, ormai là è tutto uno schifo, no, non è così. Stiamo parlando di 14 montagne simbolo, iperaffollate, che dovrebbero e stanno spingendo oggi i veri e forti alpinisti a cercare altri terreni d'avventura. Ci sono più di 250 montagne sopra i 7.000 metri, alcune di 7.870 metri, quasi 8.000, inviolate e senza nome. Quindi l'Himalaya, il Karakorum, il pianeta Terra è pieno. Decine di migliaia di 6.000. Esatto, quindi tornando a quello, proprio perché non voglio far andare via nessuno stasera e dice basta, ormai è tutto distrutto. Stiamo parlando di Non ci 14 vanno cattive persone in un paese di 60 milioni di abitanti, ok? Quindi se ci sono 14 deficienti in un paese, non è che in quel paese sono tutti deficienti, sono 14 bad apples, come dicono, ok? Mele cattive. Quindi nel mondo ci sono 14 bad apples, 2 mesi l'anno adesso, aprile e maggio. E il campo base com'è? C'è al la top. tenda, Il top. allora c'è la tenda mensa, dove ci sono i tappeti per terra, ci sono i divani e ci sono cucine, ma presente le cucine che ci sono nei ristoranti? Io ho fatto tanti carichi con l'elicottero, con sotto la rete a portarli fino ai campi base, adesso non è che li portano avanti e indietro, li abbiamo portati una volta e li lasciano un'ora di cammino nell'ultimo villaggio come magazzino, Quelle ok? d'acciaio, le cucine. Cucine in acciaio, tutti i cuochi con il grembiule, tutti nepalesi, ok? Poi c'è la tenda panetteria dove fanno il pane fresco, le torte, i croissant, Poi c'è la tenda coffee dove c'è una Cimbali o la Marzocco o le nostre macchine del caffè che c'è nel bar qui fuori, ok? Con più tipi di caffè, quindi tu alla mattina vai a fare colazione, ti trovi lì su un espositore, come quando vai in pasticceria, voglio questa, ti siedi, ti portano il cappuccino, ok? Si alzano prima per scaldare la macchina perché poi di notte va freddo, ti prendi il cappuccino e stai lì. Poi c'è wifi, ok? Da 2 anni Starlink, Come wifi. sì, sì, lo Starlink, che ha ammazzato i costi. Prima costava tanto via satellitare, adesso si prendono Starlink. Quindi l'organizzatore paga 50 euro al mese di connessione, ti dà la password che fanno pagare 100-200 dollari e loro stanno lì, chattano, fanno le video call e robe del genere. Le tende, ho pubblicato una foto sul mio libro, ok? Sì, 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 sono Che tante tra l'altro il mio foto. libro, non l'ho detto, il titolo è Gli 8000 al chiodo, Ah, giusto. ok. Non l'ho detto neanch'io. L'8000 al chiodo perché
mi è venuto in mente che ero al semaforo di Kathmandu in motorino, perché mi sposto in motorino a Kathmandu per non rimanere imbottigliato in una città caotica. Ma è una roba da anche lì perché non c'hai i soldi per la macchina, è chiaro, Esattamente, non c'è evidente. soldi per la macchina e quindi io ho sto motorino, ok, che in 8 minuti riesco ad andare dal mio appartamento all'aeroporto, quando mi chiamano per i soccorsi o alla mattina, se vado in auto un'ora, 8 minuti, quindi c'avevo. Ed ero al semaforo, dovevo pensare il titolo, l'avevo già consegnato il libro, e quando ho deciso, cacchio, gli 8.000 al chiodo, ho detto, mi piace, è provocatorio perché penseranno che sono io che appendo gli 8.000 al chiodo. Invece è diverso, sono gli 8.000 come tutti noi li abbiamo conosciuti che si sono appesi al chiodo, non esistono più quegli 8.000, ne esiste un altro. Esiste oggi questi alpinisti che hanno questo campo base, hanno ognuno la tenda singola, ma non la tendina, le tende a casetta, doppio strato, con il letto e il piumone, neanche il sacco a piumone, il letto col piumone, i tappeti giù, ok? Le escort non si No, sono no, no, non sono ancora col piumino, arrivate, col ok? piumino. O se sono arrivate non l'hanno ancora detto, Ho ecco. capito. Non è incluso nei servizi, ok? Anche se, Su anche se è parte del Kama Sutra, quindi mi posso aspettare che prima o dopo eserciti, no? piccola digressione per poi per cambiare argomento solo un attimo, così si riposano, perché vedi altro che andare in montagna. A parte lui che è un pazzo, vabbè. Allora, no, perché questo poveraccio, questo marcione qua è venuto qua in elicottero, dovete sapere, no? Capito? Poverino. Ecco, come si dipana adesso la tua attività da questo punto di vista? Cioè, perché Allora, io non è chiarissimo magari che là non è esattamente come il soccorso che c'è no. qua, insomma. Allora, sì, oggi è vero, sono arrivato in elicottero, ma l'elicottero biposto e ho consumato 32 litri di No, ma non benzina era da un'accusa, Bergamo. No, ma ti era dico, no, ma a me invidia. serve perché poi arrivo al punto. 32 litri di benzina. Se venivo in macchina mi sa che ne consumavo di più, 32 litri di benzina. Ok? Da Bergamo qui, in un'ora e 20 ero qua. Ok? Quindi è una smart, molto meno inquinati di un'auto. Io vengo qua con una macchina di 5.000 di cilindrata e me ne vanto. Comunque lo dico. Che si è rotta l'aria condizionata, hai Si è detto. rotta, c'è questo dettaglio, però. Sono dettagli. Ah, approfitto per dire, se c'entra sempre col libro, qua dentro non c'è nicotina, è come un aerosol, quindi non sto violando la legge, voi siete comunque molto tolleranti, vero? D'accordo? Perché io sono un tabagista, un fumatore, lui è testimone che io ho fumato in cima a Monte Sì, Bianco, dove vi rivelo la sigaretta, perché c'è metà non si dell'ossigeno, consuma. dura mezz'ora. Sì, È tu accendi la sigaretta, se riesci ad accenderla, perché sì. quello è il problema. Immaginate la mia guida come era contenta, lui la conosce, è uno con molti capelli. E potete comprare un pacchetto solo, però se andate a fumarlo in cima a Montebianco. Scusa No, l'interruzione. allora, proprio perché oggi la comunità di alpinisti nella stagione più propizia è composta da questi nuovi turisti d'alta quota, che tra l'altro io qui non condanno, sto dicendo, sono quelli che stanno aiutando un paese, hanno cambiato l'economia, non hanno ucciso il mio alpinismo, perché per me e quelli come me si è trattato solo di o cambiare montagne o cambiare mese. Se vai nel periodo monsonico, se vai d'inverno, ritornano ad essere gli 8.000 di Messner, di Bonatti di 100, 200, 1000 anni fa, disabitati, neppure la popolazione locale vive negli ultimi villaggi. Quindi non hanno violato il mio alpinismo, perché una definizione che io invece ho dato all'alpinismo che è una delle ultime oasi di libertà. E siccome le loro libertà di scegliersi il modo di scalare le montagne non ha violato la mia, ok, perché io cambio solo periodo, li rispetto, ripeto, andato da mangiare a un paese che era tra i più poveri del mondo, però si è trattato quindi di trovare i nuovi terreni d'avventura. E cosa faccio allora in queste stagioni che sono Però, scusa, meteorologicamente... però i campi come li lasciano? A parte No, il campo 1, il campo 2, il campo 3, come li allora, lasciano? campo base oggi sono molto più puliti rispetto a quando andavo io nel 92 dove si buttava tutto nei crepacci, non lo io, però trovava tanta gente che non eri controllato, sporcavano molto di più. Oggi i problemi sono due campi fondamentalmente, due e mezzo. Colle Sud, 8.000 metri, e il campo 3 perché ci sono tanti rifiuti rappresentati da
tende congelate, spaccate per la tormenta e poi che sono sepolte sotto il ghiaccio e tu dovresti sciogliere il ghiaccio, spaccare con la piccozza per riuscire a estrarre pezzi di tenda, di palerie e così via. Quindi c'è un'operazione. Bombole forse No, le anche. bombole non più No? perché lì sono stati intelligenti. Prima lasciavano in giro le bombole. Da un po' di anni le bombole vengono ricaricate a Kathmandu, non devono più spedire come facevano una volta in Russia o la Poisk. Quindi hanno trasformato, come si fa oggi, un rifiuto in un'opportunità economica, quindi non trovi neanche a pagare una bombola d'ossigeno vuota e abbandonata, perché gli Sherpa stessi se la prendono, Come la quando caricano. riporti il carrello al supermercato che c'è la Bravo, cosa che c'è la dentro il monetina, ok? Quindi da quel punto di vista lì, ecco, può sembrare un assurdo, questa iperfrequentazione non ha portato a un aumento di impatto ambientale negativo, tanto è vero che ai miei tempi, che c'erano 3 o 4 spedizioni al massimo allo stesso campo base, o 2 o 3, i bagni era una tendina defilata dove urinavi o defecavi in questo angolino, ok? Oggi sono tutte tendine dove non c'è più solo il buco, ok? C'è un raccoglitore Ai 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 di ai. urine e di Te feci la sei cercata, Simone. e Te la sei sì, cercata. Sei tu che hai tirato fuori l'argomento, eh? Adesso io quella del... ti costringo a È una bella raccontare un storia. piccolo inconveniente dell'alpinismo di una volta, Certo. naturalmente, che non c'era proprio una piccola cosa che gli successe, ma guarda, la lascio dire a te con le tue Sì, parole, però perché insomma... finisco il discorso. Quindi Sì, sì, oggi sì, il campi però a base... questa non scappi. No, non scappo, anche perché l'ho scritta nel mio libro, quindi Magari non secondo me tutti... fa ridere. Io E, anche, e anche a rileggerla fa ridere. E quindi, per assurdo, alta frequentazione, più controlli tra una spedizione e l'altra, si controllano, addirittura ci sono le spedizioni oggi che fanno funzionare la macchinetta del caffè, il panetteria e tutto solo con pannelli solari, quindi tra le varie esposizioni c'è un angolo grande come la platea di stasera, solo di pannelli solari, inverter, una volta c'erano solo i generatori di corrente, quindi per assurdo la sensibilità ambientale di oggi è più acuta. C'è la montagna in alto che adesso va pulita e lì dovrebbe essere il governo a dare una mano. E in questo periodo, perché era la tua domanda, io sono lì a fare il pilota di elicottero, perché tutto è nato con il progetto di cambiare un po' il modo con cui, se capita qualcosa, si possa essere soccorsi. Voi sapete benissimo che qui da noi, se capita qualcosa in montagna, tu fai il 118 e ti arriva gratis un elicottero o un'ambulanza che ti toglie... Non più, tanto cominciano a incazzarsi anche qua. Sì, ma tu sai che qua hanno detto se ti trovo con le infradito, ok, e sul ghiacciaio, quindi che hai palese responsabilità, il soccorso te lo paghi. Sai? Sì, ma sai che non è così, perché allora se tu ti fai ospedalizzare, tu paghi al massimo 800 euro, anche di un Sì, soccorso di sì, ho letto 50.000 euro. che ogni Quindi regione fa a prima modo suo. venivano con l'infradito, ti prendevano, ti portavano giù, ti facevano la romanzina, ti arrivava il conto. Se invece adesso ti porti giù e dici, ah, non mi sento bene, e quindi ti prendono e ti portano al pronto soccorso e ti ospedalizzano, di colpo interviene il sistema In sanitario. Trentino si sono incazzati, hanno cambiato le regole, però non parliamo Sì, d'altro. però ecco, parliamoci chiaro, qui da noi c'è un'assistenza medica elitrasportata con ambulanze e quant'altro che nel resto del mondo ci invidiano, tanto più in Nepal dove non esistevano né elicotteri né altro. E io insieme ad altri, pochi altri all'inizio, abbiamo messo insieme un sistema dove certo ci sono elicotteri privati, questi alpinisti ben paganti hanno tutti l'assicurazione e quindi se si fanno male o se simulano di essersi fatti male o se simulano di essere stanchi o effetti dall'alta quota, vado, li prendo, li porti giù in 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora a bassa quota, scendono saltando e fischiettando all'elicottero, perché quando stai male per l'alta quota basta prendere un soggetto che sta veramente male e lo porti 1000, 2000, 3000 metri sotto, nel giro di pochi minuti sta bene, quindi è difficilmente imputabile una simulazione, ok? Perché i parametri, la saturazione dell'ossigeno, se ce l'hai a 70, dopo pochi minuti ritorna a essere 95. Quindi c'è anche, e questo è il vero scandalo, un abuso dell'utilizzo delle assicurazioni per non pagare. Infatti adesso ci sono sempre meno assicurazioni
che assicurano viaggi anche di trekking in questi luoghi, i premi assicurativi sono sempre più alti, ma, e qui viene il bello, ad ogni soccorso che io faccio per queste persone paganti o con un'assicurazione paganti, io vado sempre a atterrare e mi prendo il bambino che si è rotto una caviglia e lo porto all'ospedale, la donna che ha la complicazione di un parto, che morirebbe lei, il bambino le si porta giù. L'arte è convincere il cliente pagante ad accettare qualcuno sull'elicottero che ho pagato io, perché all'inizio dicevano così. E all'inizio provavo a esercitare l'autorità che ti dà, se sei pilota in comando, sei la più alta autorità. Tu dici, tu stai zitto, e su questi si prendono e li portiamo giù. Loro non dicevano niente, arrivavano giù e dicevano, io non pago, perché non è solo per me. Allora qui è l'arte di dire, c'è uno che sta male, di qui di là stiamo scendendo, lo salviamo. Ok, se li rendi partecipi, adesso vedo che non ho più nessun tipo di rifiuto. Prima addirittura dicevano di no, perché mi dicevano, no, puzzano. Puzza, è chiaro, non è che si fa la doccia tutti i giorni se sei nel mezzo del nulla, no? E questo mi fa venire in mente quello che volevo chiederti prima. Allora, Aspetta, prima però, se no mi dimentico. Scusa, ok, ci sono queste agenzie che ti portano dappertutto. Abbiamo descritto praticamente come se anche prendessero dei pachidermi paganti e li portassero su. Ma per capirci, una domanda lievemente personale. Cioè, comunque ci vuole una preparazione minima. Ecco, allora, facciamo un esempio a caso. Tu sai più o meno, sì, mi hai conosciuto, certo. il corso l'hai visto, cioè, c'è un misto, hai visto anche un pochino se avevo o no della volontà, forse avevo solo quella, non lo so. Io ci arrivo? Tu sei uno dei più virtuosi di quella popolazione. Cioè no, nel senso mi Tu porterebbero, sei se io uno dei più pagassi, virtuosi. Se tu domani mattina decidi di andare all'Everest, fai ci info-7summittrex.com, arrivo. ti prendono subito e ci arrivi, di sicuro ci mettono la mano sul fuoco. Ok? Il livello di assistenza che danno, posso dire che probabilmente il 40% delle persone sedute qui stasera vanno in cima all'Everest. Ce lo scommetto, pago io se non arrivate in cima. Vai a Ok? vederli, io abbasserei Oggi invece. c'è un livello di assistenza tale che è come portare la gente a fare il safari e vedere la tigre. Ok? Ti siedi, portano, quella è la tigre, torni, che è diverso che partire, andare con freccia e arco, vedere la tigre, sopravvivere e tornare indietro. Tutti e due hanno visto la tigre, uno ci è andato in maniera esplorativa, l'altro ci è andato per il Sì, oggi, turismo. oggi ci sono degli scemi che entrano, no, No, ti ho detto guarda, che entrano, scavalcano, vanno dalla tigre, cioè sono delle no, cose. no, comunque oggi veramente c'è un limite sulla preparazione che, Ma anche culturale. no, culturale all'ennesima potenza, ma fisico, che se dovesse tornare come successe nel 96 una piccola tormenta, perché oggi il grande vantaggio è che le previsioni meteorologiche che riusciamo ad avere sono molto più precise rispetto a una volta, ok? E hanno tolto dalle grane tante persone che sarebbero partite se non Chiarisci che gli elicotteri non possono arrivare non dappertutto, possono arrivare dappertutto, siamo pochissimi piloti che per la arrivano fino a quota. 7.000 e ci sono anche dei rischi non indifferenti a volare così in alto. E quindi oggi per andare sull'Everest le persone che lo scalano vogliono essere o i primi del loro paese o, come capita spesso, c'è stato il primo cieco, il primo amputato, il primo diabetico, la prima libanese, il primo qatariota, il primo sudanese. C'è la gara per portarsi a casa un primato. Com'è il primo del loro. Nel Sì. senso, cioè il primo, non so, di Sacile, no? Non nel senso. No, del loro paese, Perché nel senso ormai, della loro ormai nazione. quanti sono stati? L'hai scritto, No, no? quest'anno c'è stata la prima libanese, adesso lei è diventata una star, c'è stata la prima kirghisa, ma ha chiamato addirittura il presidente del Kirghizistan perché alla fine lei volevano metterla su un elicottero e si è rifiutata di prendere l'elicottero, brava, e mi hanno chiamato per chiedermi se era vero che lei si era rifiutata di prendere l'elicottero perché c'è stato un altro che l'ha preso. Io ho detto sì, questa persona non è salita sull'elicottero. E quindi adesso lei è diventata una star, fa public speaking, scriverà 30, diventerà milionaria. Quindi essere il primo libanese, il primo kirghiso, figurati il primo del Minnesota, il primo della Louisiana, il primo di qui, diventano delle star. Quindi hanno capito che pagano un ticket per portarsi a casa qualcosa che gli cambia la vita, ok? Ma Tristemente mi verrebbe da dire. mi è venuto in mente sempre a proposito della quota.
è una cosa che c'è nel tuo libro, perché ad esempio se io non so se posso, non me lo porrò mai il problema di arrivare a un 8000, mi sono sempre detto che, perché non saprò mai se reggo la quota. È vero che, spiegamelo, Eh. giusto, proprio mi interessa, stanno sperimentando delle, cosa sono, camere iperbariche No, allora ci sono delle camere ipossiche portatili, ipossiche. quindi che non sono nulla di Ti- male, sono utilizzate da L'hai anche decenni. sperimentata una. L'Italia è stato l'ultimo paese di 196 nazioni, quante ce ne sono riconosciute dalle Nazioni Unite, è stato l'ultimo paese 3 anni fa che ha tolto dalla lista delle attività proibite la camera ipossica. La camera ipossica è una tenda. Ma proibite perché? L'Italia l'ha considerata doping fino a 3 anni fa e gli hanno fatto capire che è molto meno impattante avere una tendina con un motorino che toglie, la semplifico molto, un po' di ossigeno e uno sta dentro, piuttosto che obbligarlo a prendere la macchina, farsi 3 ore di macchina, andare qui su a 2000 metri, star là e tornare giù la sera, che era ciò che avveniva prima su e giù, su e giù. Quanto impieghi a acclimatarti rispetto Lo a... stesso tempo devi fare una terapia che va dai 15 ai 21 giorni, a quote sempre crescenti. C'è chi ha una tendina piccolina, c'è chi ci sono tende più grandi, grande come questo palco, dove Allora cosa... metti anche No, una scusa, a bicicletta. cosa serve allora se ci metti allo stesso tempo? Beh, allora, per una persona che abita negli Emirati Arabi o abita in California o abita a Milano, Ah, la non ha fai bisogno di Ah, prendere e andare fino a Cervinia, quindi senza cambiare quota, senza intendi dire? cambiare quota. Ah, ho Ok. capito, ho capito. Quindi rimani a casa tua, rimani nella tua palestra, fai l'allenamento in bicicletta, di corsa, a nuoto, così, respirando un'aria che se volessi respirarla devi andare su alla piscina di Sestriere, devi andare su a Livigno, così. Quindi Quindi all'ultimo parti, arrivi là come se fossi già acclimatato per 5000, o no, le quasi. nuove macchine adesso ti possono portare quelle portatili, fino a 6500 metri. In Italia c'è la camera ipobarica più grossa e importante del mondo, è a Bolzano, all'Eurac, dove addirittura le utilizzano anche da un punto di vista ambientale, per vedere la crescita delle piante nei raggi ultravioletti, con assenza di ossigeno, con incremento di ossigeno, provano i mezzi, portano dentro delle macchine, se partono 7000 metri, non partono 8000 metri per esigenze di missioni in Antartide, esigenze belliche purtroppo. Quindi stiamo parlando di una tecnologia che non è nata solo per 3 disperati che vogliono acclimatarsi a casa propria. Devo fare un sondaggio, Dimmi. Simone. Io sono quello delle digressioni. Ti ricordi quella discussione che abbiamo avuto prima sul fatto che io non riuscivo a capire o a spiegare bene? Voglio vedere. Allora, faccio una domanda, voi non saprete la risposta, secondo me. Vediamo quanti la sanno. E poi lui, se vuole, ve la spiega. Allora, se andate a una montagna italiana, le Dolomiti, le Orobie, persino le montagne del Veneto, ce ne sono, a 3000 metri c'è una pietraia. Ci sono già le, non so come le chiamate, Gli i aioni, sassi, i sì. meghaioni, le morene, insomma, non c'è più verde, non c'è più un albero, c'è poca roba. Le prime le stelle alpine, eccetera. Bene, qui insomma non c'è... perché la quota, l'ossigeno e via dicendo, la sintesi clorofilliana, queste cose. Se però guardi i filmati dove arrivano, no, da Kathmandu, da vari paesi, insomma, o arrivavano a piedi almeno una volta, con quei camion pericolosi sui cigli per andare verso il K2, vedi che a 4500-5000 c'è ancora il verde, ci sono ancora i boschi. Oppure, se vai in Africa e paghi, naturalmente, tu vai sul Kilimangiaro, che è più di 5.000, 5.100 e qualcosa, 5895. quasi 6.000 metri, e mica c'è il problema dell'ossigeno. C'è stata la mia fidanzata in cima al Kilimangiaro in 3 giorni, arriva, è solo molto lunga. Quando io mi ricordo, con un tentativo fallito di acclimatamento di 20 giorni, io sul Monte Bianco ero un zombie, che è 4.800, praticamente un 5.000. Come funziona questa cosa? Per quale ragione ci sono la quota, insomma, sembra cambiare anche a seconda dei punti del mondo? Perché io questa cosa ho faticato a spiegarmela. Quanti sanno perché?
Basta alzare la mano, non vi darò mai la parola, non vi preoccupate. Nessuno lo sa? Sì. Nessuno? No, no, ma Hai visto? sì, in effetti non è, diciamo, Adesso un ve lo tema spiega un di attualità e di competente. urgenza, però bisogna sapere che a parità di quota le montagne sono molto diverse. Più sei vicino all'equatore, più senti meno la quota, più sei lontano dall'equatore, vicino ai poli, più la quota la senti. E facendo dei nomi, una montagna molto a sud, la Concagua, la montagna più alta delle due Americhe, è alta 6.962 metri, l'ultima misurazione, che testimonia che non esistono montagne di 7.000 metri al di fuori dell'Himalaya. Si pensava che la Concagua potesse essere Quasi, un'eccezione, quasi. ma è quasi. Ecco, io ho salito alla Concagua nel 93, ho fatto la prima invernale, è stata la mia seconda spedizione, sono andato in cima d'inverno, in un giorno ho stato in 13 ore. E scalare la Concagua di quasi 7.000 metri è come scalare una montagna di 7.500 in Himalaya o in Karakorum, e allo stesso tempo a nord il McKinley in Alaska, che è 6.100 metri, equivale quasi a scalare una montagna di 7.000 metri, 6.800 rispetto all'Himalaya. E, lasciando perdere l'uomo, l'elicottero che io volo in Himalaya e arrivo a certe quote, arrivo con una difficoltà che qui da noi troverei già 1.000 metri più in basso. O cambio l'esempio, quando qui vado in cima al Monte Bianco con l'elicottero è veramente un po' la canna del gas. A 4.800 ci arrivo con 4 persone, atterro e vado via. Io sono atterrato a 7.300 metri, ho portato via una persona. Quindi la performance anche di un elicottero cambia, quindi non è una questione solamente fisiologica, ma è una questione naturale. La Terra non è una sfera, è un geoide schiacciato sui poli, ok? E quindi la rotazione terrestre abbinata alla forma della Terra, che non è una sfera esatta, fa sì che la pressione parziale dell'ossigeno e quindi la rarefazione dell'ossigeno sia diversa in base alla latitudine, crescente andando verso i poli e decrescente andando verso l'equatore. Tanto è vero che il Kilimangiaro, che è 5.895, veramente è un'escursione, non c'è bisogno di dire un po' di niente, servono solo le scarpe da trekking, ok? È una cosa. In Perù c'è gente che vive a 3.500-4.000 metri. Sì. Oddio, non tanto bene, ma E facendo un'ultima digressione rispetto a questa percezione della quota e questa cosa naturale, in Nepal, nel villaggio di Dingboche, a 4.400 metri, in vetta al Cervino, pianta le patate, buonissime. Okay? La vegetazione d'alto fusto con alberi tipo questi in Nepal si interrompe nella valle dell'Everest, nel villaggio di Deboche, Pangboche, tra i 3.008 e 3.900 metri, 4.000, ok? Qui da noi 4.000 metri ci sono solo ghiacciai e quindi già questa è la prova provata come cambiano. In più anche non è che cambia solo la rarefazione dell'ossigeno, le temperature stesse cambiano, ok? Quindi qui da noi a 4.000 metri c'è la temperatura che in Nepal trovo a 6.000 metri. Ecco perché qui da noi già a 2.000 metri non ci sono più foreste. Gli abeti arrivano sì a 1.800 metri, i casi più virtuosi, dopodiché come diceva Filippo non c'è più niente. In Nepal non solo in Nepal, e in base. naturalmente, siccome la morale di tutto questo è che quindi se vai al polo, per esempio, è il peggio che mai dal punto di vista Sì. rispetto a Kilimangiaro, secondo voi su questo palco è seduto qualcuno che ha scalato persino la montagna più alta del polo? Eh, Si è fatto pure quelle, sì, cioè, e me lo ricordo, il Mount Vinson, quello è 4.980 metri, quindi che è corrisponde, se quasi Monte fossero, Bianco, 100 metri più in alto di Monte che Bianco, però neanche. arrivi su, Arrivi su. Allora, innanzitutto quella è stata forse una delle esperienze più belle della mia vita, perché sono entrato in un mondo dove non c'era neppure il ciclo luce-buio. Sono andato nell'inverno, nel nostro inverno, ok?
e quindi l'estate Bellissimo. australe, C'è quella e vedi il sole di mezzanotte. che si muove sempre così. E c'è sempre una luce, non c'è mai il ciclo giorno-notte e devi decidere di andare a letto perché puoi morire di sfinimento. Tanto è vero che io quando sono arrivato avevo l'orologio, adesso ce l'ho sulle 21:49, prima avevo le 9:49 PM, 9:49 AM. Mi è capitato un giorno che siamo partiti per arrivare a saltare un campo, quindi è stato un giorno intenso. A un certo punto dico, mazza, mi sento stanco, mi sento stanco. Ho detto, minchia, sono le 11, 11:23, mi ricordo, minchia. Poi guardo, minchia PM, 11, ecco perché sono stanco. Quindi ti devi fermare, mettere giù la tendina, metterti un berretto o qualcosa sugli occhi, perché altrimenti c'è una luce incredibile. E lì è stato un mondo dove addirittura è stato forse il mondo dove non c'erano animali, non c'erano odori, non c'erano neanche dei muschi, dei licheni. In Nepal ti posso garantire che oggi il corvo reale tibetano, che ovviamente adesso c'è anche in Nepal, arriva anche alle tende fino a 8000 metri. Perché sa che lì c'è ancora l'umano o c'è qualcuno che ha smontato una tenda, aveva una busta, si è fatto la sua busta liofilizzata, non ha mangiato tutta la buttata, vengono e se la mangiano. Quindi è un mondo dove ci sono animali. In Antartide, a parte i pinguini sulla costa, ma noi stiamo parlando di 3 ore di volo all'interno, ok? Quindi non c'è niente. È stata una salita, la salita più alta dell'Antartide, ok? È stata una salita fatta nel 2002 che ricordo con particolare attrazione perché ero in un altro pianeta, mi sembrava di essere, invece ero sulla Terra in un posto bellissimo che è la più grande riserva d'acqua dolce del pianeta. Ed è l'unica riserva d'acqua dolce che sembra che non si stia ancora ritirando alla velocità di tutti gli altri ghiacciai. Voi Come la tu... Groenlandia, ad esempio, che ci sta ritirando, Sì, l'Antartide sì, no. cambia molto da Sì. nord a sud. Voi tutti conoscete il corvo reale tibetano, naturalmente, no? Ah, Voglio è dire, un corvaccio così. senti, stavo quasi per dimenticarmi la cosa che mi ha colpito di più, in realtà in un'altra intervista che sono andato a vedermi e che riguarda il tuo libro, che è questo. Là c'è anche il mio, comunque, se volete. No, ma forse non ve l'avevo detto, per cui. Ma non hai detto il titolo del tuo. Devi dire, devi dire. Dizionario politicamente scorretto, ecco, l'ho detto, però non ve lo spiego perché questa sera ho Ok, rinunciato. ok. Poi, dopo questa performance, a chi lo compra quel libro? Allora, la parte di un'intervista che ho visto e che riguarda, io è quella che ho trovato in realtà, è quella che meriterebbe un altro libro, mettiamola così, e che forse non sarebbe solo un libro di e sull'alpinismo. Ed è la parte su come, mettiamola così, i social, la comunicazione globale, come si dice oggi, come si dice anche oggi nell'epoca antieroica che stiamo vivendo, abbia influito, secondo te, sulla demitizzazione, come la vogliamo chiamare, sul fatto che la gente non si impressiona più di niente, apparentemente, ma soprattutto quello che mi ha colpito, se hai voglia, naturalmente, di fare degli esempi, è, è come, trattandosi insomma di una liberazione del malanimo umano a 360 gradi, come prima semplicemente non accadeva, come tu qualsiasi cosa faccia o abbia provato a fare negli ultimi anni nell'era di questa maledetta comunicazione globale, ti sei ritrovato ad avere torto, non so come spiegare. Qualsiasi cosa tu faccia non va bene. Allora, il fatto che non ci si impressioni più di niente e cambiando un po' la prospettiva, che quindi non si abbia neppure più paura di niente, non giustifica, ma spiega perché oggi la platea di quelli che vanno a fare gli 8000 è composta da gente con zero conoscenze. Una volta avremmo avuto paura anche solo approcciarsi a una montagna senza equipaggiamento, senza esperienza. Oggi lo si fa con nonchalance. È Poi, una banalizzazione. bravo, poi arrivano pure in cima e ti dicono, vedi che c'ho ragione, avevate pure, che fifoni siete. Era Ok, una è una cazzata. cazzata, ok. Per la questione dei social, allora,
dare voce a tutti, tu sai che le pecore nere ci sono nelle famiglie, nei gruppi di amici, nelle società, nelle nazioni, tra i in e giornalisti. quindi metti che, essendo ottimisti, l'80% delle persone di questo pianeta siano persone educate, ok? C'è un 20% di persone maleducate. Prima, per fortuna, non avevano accesso, non avevano voce. Oggi si è dato voce a tutti. E dare voce a tutti si è anche dato voce senza il presupposto che uno abbia cognizione di causa di ciò che parla. Tutti hanno un'opinione su tutto, anche su ciò che non Soprattutto si se è conosce. anonimo e può anche nascondere la Ha mano. un'opinione sulla fusione nucleare, ha un'opinione su una malattia, ha un'opinione sulla viabilità, ha un'opinione sull'ambiente, ha un'opinione sulla fisiologia ad alta quota, sul doping, sulla morale, sulla fede, sullo... Quindi tutti tu fai, scrivi, ti arrivano 100.000 commenti. E purtroppo oggi in questa ubriacatura di apparente libertà che cela un'anarchia eh, dislessica e senza razio, abbiamo dato voce a queste persone che di solito sono quelle che hanno più tempo, perché uno che invece si sta informando, uno che si sta uno che sta riflettendo non ha tempo per scrivere delle cazzate, ok? E quindi si è ribaltata la percentuale. L'80% è gente che non sta facendo un tubo, deve trovare un senso e lo vede perché si vede apparire con un nome o un cognome dando del cretino a qualcuno, e se questo qualcuno è una persona virtuosa, cacchio, vuoi mettere di aver avuto la possibilità, non il coraggio, perché il coraggio c'è, se glielo dici di persona, ti dici Perché minchia, se li incontrassi di persona ti sarà no, capitato, no, sì, diventano certo, piccoli. piccolini, scodinzolano. Quindi questo è il prezzo che stiamo pagando per i social, ok? Però c'è L'unica libertà che abbiamo, scusa se ti ho no, interrotto, è che ehm, le pagine social di ognuno di noi, per chi le vuole avere ovviamente, stiamo parlando di chi ha Facebook, chi ha Instagram, così, sono casa di ognuno di noi, ok? A casa mia io non accetto la maleducazione, non accetto le volgarità, non accetto le prepotenze. E ah quindi no, tu sei un personaggio a pubblico. ca- bannato, bloccato. A casa mia, se tu entri a casa mia, mi sputi per terra, dici che quadro di merda, ma sei una... non ti invito più a cena. Quindi tu vuoi entrare in casa mia, ok? Io ti lascio entrare in casa mia se hai il modo che io utilizzo entrare in casa tua. Quindi io lì non sono democratico, ok? Ti blocco. Ti blocco e ti segnalo, ti blocco e ti segnalo, ti blocco e ti segnalo. Il problema è che se invece sei un giornale, una TV e roba del genere, potresti usare questo metodo e vedrai che prima o poi ci arriveremo, ok? Perché poi, anche se oggi è deciso tutto da un algoritmo. Io avevo proposto che si pagasse un centesimo a commento, cambierebbe tutto anche lì, Ah, di beh, certo, sicuro. certo, certo, sicuramente. Se li tocchi sulle tasche, magari cambierebbe qualcosa. Però, portato all'alpinismo e non riflettendo sulla platea, i malcostumi e le colpe, ma anche a personaggi conosciuti e famosi, i social hanno dato comunque spazio anche ai famosi bugiardi. L'alpinismo è stato anche non solo un mondo di azione virtuosa, di esplorazioni epiche, di personaggi voi come Walter Bonatti che addirittura sono stati talmente grandi che l'Oscar alla carriera, la salita più importante dell'anno, questo premio che è francese, si chiama Piolet d'Or, hanno dovuto chiamarlo Piolet d'Or Walter Bonatti. Tu sai quanto gli sarà stato sul gozo ai francesi dare il nome di un italiano, ma non hanno potuto non darglielo, nato a Bergamo, quindi faccio anch'io il Lo chiamano campanilista. anche Materazzi. Ok, e quindi posso dire che ci sono stati dei grandi virtuosismi, grandi personaggi. Oggi con i social c'è ancora gente che vende fuffa, ok?
ci sono lavori impostati senza andare in OnlyFans, che sono probabilmente degenerazioni, ma c'è gente che vende veramente fuffa, ok? Quindi il mondo dei social, che ovviamente coinvolge anche l'alpinismo, se vuoi vedere l'attività di un'associazione, di un gruppo, che lo raggiungi facilmente attraverso i social, è una grande facilità, è una grande comodità, è una bella cosa. Il problema è che le belle cose vengono un po' malcelate oggi i social sono arene terapeutiche di sfogo, ok? Ha un'arena terapeutica di sfogo. Cosa che hai detto tu. Se io scrivo sul web che ho camminato nel mistero affascinante di una valle secondaria spopolata del massiccio del, non lo so pronunciare, Kanchenjunga, Kanchenjunga, sì. subito raccoglierò il commento polemico sul ghiacciaio che si scioglie e la mia responsabilità nell'inquinamento. C'è la tendenza a colpevolizzare l'entusiasmo di ogni azione fuori dalla norma. Mi dicono, vai perché hai lo sponsor, non lavori, voli in aereo e inquini. Se vado in elicottero a salvare un alpinista affetto da edema o edema cerebrale, 2 mi scrivono che sono bravo e 50 commentano invece che salvo quegli stupidi che contribuiscono a sporcare. Guarda, io sono molto positivo sull'alpinismo e sono molto positivo sulla forza della natura rispetto all'idiozia dell'uomo. Però allo stesso tempo so fotografare lo spaccato di oggi e sintetizzandolo molto, Ti hanno spaccato, cioè... la bellezza, e non è il mio caso, la bellezza, Eh, la bravura, la competenza e la ricchezza sono colpe da espiare, soprattutto qui da noi. Lo ripeto lentamente, se sei bello, se sei ricco, se sei bravo e se sei competente, sono delle colpe da espiare, ok? Quindi sappi di non aspettarti proporzionale apprezzamento di questi virtuosismi, sono veramente delle colpe. Quindi se vedi che sei inondato di questi commenti, significa che ce l'hai fatta, significa che hai creato allora onde io in ce un l'ho mare fatta, piatto. e anch'io ce l'ho Sì, sì, fatta. sì, sì, Mamma sì, mia sì, quanto sì, ce l'ho sì. fatta. No, Guarda, perché c'è anche un altro ragionamento che fanno. Se fate le ricerche su internet, spesso vengono fuori per uno strano meccanismo, le ricerche che vengono sovente fatte di più spesso, non so, tipo, c'è un personaggio famoso, tu guardi sempre chi è suo padre, che lavoro faceva, chi è la sua fidanzata, di chi è figlio, perché la morale quando c'è una persona famosa che viene vista su internet, che si sia distinta per qualche ragione bisogna trovare una ragione per cui dimostrare che lui è raccomandato, perché se viene fuori che lui ce l'ha fatta per merito, il fatto che lui invece sia raccomandata spiegano perché io non ce l'ho fatta. sì, Cioè, sì, è questa la spiegazione. Non vogliono, come dire, scoprire chi sei, ma tirarti giù al loro livello. sì, Scusa sì. il... Guarda, il segreto, o meglio, la soluzione ovviamente c'è. È come quando guardi un canale, un film, qualcosa che non ti piace, giri canale. E invece tanti vanno su quel canale che non gli piace per poi fare casino, ok? Io il sistema che ho utilizzato è che non leggo più i commenti se non quelli che scrivono a me sulla mia pagina. Io so i giornali, i siti internet, i gruppi, dove se vado dentro ne leggo di tutti i colori. Sono una persona sensibile e quindi soffro perché io non parlo mai male di nessuno, ok? Mi piace parlare bene di tutti e sono tanti quelli più bravi e virtuosi di me. Mio padre mi ha insegnato, me l'ha sempre detto anche in bergamasco, tosol capel, cioè togliti il cappello di fronte a quelli più bravi di te e abbeverati da loro, ok? Quelli che non hanno nulla da insegnarti o quelli che cercano di minare la tua serenità, tienili lontano, sono poisoning, sono velenosi. Quindi non conviene più leggere i commenti, conviene andare spedito e farti attorniare e dare retta alle persone che ti vogliono bene, perché quelle che ti vogliono bene ti fanno anche i commenti pertinenti che servono a farti riflettere. Le manifestazioni d'odio sono la parte animale, visto che ne facevi riferimento a te,
non evolutiva dell'uomo, ancestrale. Viene fuori l'uomo di Ma anche 50.000 anni peggio, fa, ok? se- Quindi, eh, perché dare peso? Ok? Se dai peso vuol dire che dai importanza. Se dai importanza, tributi un merito a qualcuno, tributi un peso e invece non conviene darlo. Questa è una forma democratica, non violenza, e quando ignori qualcuno è molto più forte che non dirgli che non è una persona buona, ok? Cerco di usare c'è molta dei... responsabilità del mio settore, in questo. Perché quando tre coglioni scrivono contro una cosa e poi i giornali, anche i primi giornali titolano "Il web si ribella", perché tre fanno praticamente un piccolo gruppo che viene considerato valevole e viene usato, cioè si ricomincerà a dare peso tanto che i giornalisti non ci beccano più, perché quando vanno a vedere le tendenze del web non corrispondono mai alle tendenze del reale, del voto democratico, del voto politico, delle opinioni autentiche di cui per esempio i giornalisti hanno perso completamente, e i comunicatori spesso, il polso. Non sanno più che cosa dice la gente, come parla la gente. A proposito, c'è lì un bellissimo libro che se volete comprare su questo argomento. Ma tu vedrai, Filippo, Prego. che comunque io sono positivo perché ehm, c'è una ubriacatura di tutto questo e vedo oggi l'inizio di un'inversione di tendenza dove la suefazione, la curiosità, la novità di un mondo visto dove noi siamo solo spettatori e abbiamo perso la possibilità di essere protagonisti del nostro quotidiano si sta invertendo. Oggi, proprio qua, io quando sono arrivato oggi alle 6:30, qui c'erano una ventina di ragazzi, ok? C'era uno con una maglietta, non ricordo cosa c'era scritto, antisocial o qualcosa del genere, non me lo ricordo, che mi è piaciuta, era il barista tra l'altro. Non ce n'era uno di questi ragazzi che aveva in mano il telefonino e si stavano tutti parlando, ok? E ho portato via un'immagine bellissima. Quando c'era anche tu, ok? Mi piace osservare, c'erano Perché qua i sono involuti, cioè, no, erano giovani. Usando il tema del tuo libro, dovrei dire, cos'è che dice, di colore non si può dire, neri non si può più dire, negri, afrodiscendenti. afrodiscendenti, comunque c'erano Afrodiscendenti. diverse, di etnie diverse, mettiamole così, è stato bellissimo vederli che nessuno si curava, scherzavano, ridevano, facevano. E nel mondo della montagna sta accadendo questo. È un mondo silenzioso, io sono positivo, ci sono tanti giovani di oggi che stanno facendo tanto bell'alpinismo e soprattutto anche noi qui in Italia, ricordiamoci che la parola alpinismo, le Alpi sono solo qua, il più grande shareholder, cioè comproprietario delle Alpi è l'Italia. Dall'altra parte abbiamo i francesi, poi abbiamo gli svizzeri, abbiamo gli austriaci, abbiamo gli sloveni. A sud è tutta Italia, ok? Questa parola riferita a un luogo del pianeta, le Alpi, ha dato un nome a un'attività. In America si dice la più grande e importante rivista di montagna si chiama Alpinist. Quando vai in Sud America la definizione è un alpinista. Quando vai in Antartide, quando vai in Pamir, in Tien Shan, in Collina, usano tutti questa parola riferita al nostro territorio. I più grandi alpinisti della storia, nelle varie generazioni, c'è sempre stato dentro un italiano. Cassim, Bonatti, Messner, ok? E i giovani di oggi, io ne conosco tanti, hanno voglia di esplorazione, non hanno più voglia di 8.000, stanno andando a queste montagne sconosciute. La scommessa sarà riuscire a narrarle dandogli lo stesso fascino che già la quota attribuisce molto più facilmente agli 8.000. Quindi sarà importante, ed è lì dove sto cercando di lavorare con i miei libri, cercare di, di esortare un atto di generosità, anziché tenere tutto per te, la soddisfazione delle emozioni e delle riflessioni che fai profonde in montagna, comincia a raccontarle come vedevo oggi raccontare questi giovani della loro quotidianità. Lì diventerà contagiosa. Ed è in questo modo che si riuscirà a cambiare anche il mondo della montagna, ok? Quindi mi tributo
le colpe di aver probabilmente compartecipato a dare un fascino distorto degli 8000 che ha portato a queste persone, ma alla fine adesso si sono stufati. Tu stesso, che interesse hai oggi di leggere un libro di questi qui? Perché scrivono anche i libri, piuttosto che leggere un libro di Bonatti o di Messner. Quindi quando vedranno che l'interesse scema su di loro, anche quella moda cambierà e riusciranno a riemergere le nuove generazioni che già ci sono. Faccio nomi e cognomi. Simon Messner, il figlio di Reinhold Messner, è un alpinista fortissimo e non è figlio di. Sta facendo un alpinismo molto diverso, sta facendo parecchi 7000 inviolati. Simon Gittel, un altro fortissimo arrampicatore. Matteo Dalla Bordella è un altro forte arrampicatore, va anche a fare esplorazioni muovendosi in kayak. François Cazzanelli, un altro fortissimo e giovane alpinista. Sto parlando di nomi italiani, quindi non è che lo dico, ha voluto concludere con una speranza, no, no. Nomi, cognomi con attività, io li conosco, sono gente che mi contatta, li conosco e c'è gente che vuole abbeverarsi di ciò che era del passato per cambiare e creare il nuovo futuro e non per snobbare il passato. Quindi io sono positivo sulle giovani generazioni, spero di avere una conferma, diciamo che al momento ce l'ho silenziosa, perché la lista della spesa che posso fare da vecchio famoso non è ai miei tempi eravamo bravi, oggi c'è solo fuffa. Abbiamo descritto un fenomeno degenerato, ma c'è un mondo silenzioso, virtuoso, che è più forte ed è più longevo, perché saprà riproporre un nuovo alpinismo che magari non avrà le dirette televisive e non avrà il bar al campo base, ma avrà il sapore di quel alpinismo rischioso con il quale tu hai iniziato questa sera leggendo quel passaggio sul libro. Applauso. Tra l'altro vi giuro una cosa, lui praticamente abbiamo elencato la terza ragione per cui alcuni ce la possano aver avuto o avere via social in una maniera diciamo particolare con Simone Moro. Ma ce ne sono altre due che la precedono e che prescindono dall'esistenza di internet. Una l'abbiamo sfiorata prima, magari non tutti l'hanno capita bene o la giudicano surreale. Perché c'è un mondo appunto nuovo che cambia anche nell'alpinismo, ma ce n'è anche uno vecchio e vetusto che spesso non cambia mai, soprattutto nell'alpinismo, o non cambiava mai. Allora io ve lo dico, lui non ve lo direbbe con le parole che uso io, che io parlo meglio, perché per due ragioni poteva o può stare sulle palle Simone Moro. Sono le seguenti. La prima è che è di Bergamo, che sembra una battuta che così basta, però significa che non è un occidentalista, come da tradizione, o un dolomitista, che in Italia è una tradizione, significa appunto insomma zona Val d'Aosta, Bianco oppure zona Dolomiti, che ha avuto e ha ancora oggi un peso, ma un peso per farvi capire che quando mandarono gli italiani sul K2, sì, in quell'impresa di cui moltissimo ci sarebbe ancora da dire o leggere per chi non l'abbia fatto, scelsero appositamente uno di una parte e uno dall'altra, e sarà un caso che il più meritorio di tutti era di Bergamo, quel signore, quel Bonatti, come si chiamava, quel ragazzino lì. Poi c'è un'altra ragione, questa è una tesi perlomeno mia, ma secondo me neanche molto originale, per cui ce l'hanno con lui, perché è ancora vivo. E che non è una battuta neanche per niente, è verissimo, è ancora vivo, è una cosa che non si perdona da un certo punto, da un certo punto della carriera in poi non c'hai neanche appunto non ti manca neanche c'hai tutte le dita, insomma hai cominciato facendo i disgaggi, queste cose, sì, poi sì, spieghiamo cosa sono. Vabbè, volendo c'è anche una quarta ragione per cui sta sulle balle, che secondo me sei un po' stronzo, però insomma questa è una cosa che penso io, però c'è del vero forse in quello che ho detto, sì. c'è ancora del vero. Allora, Tu sei vivo e questo lo dico in un'altra maniera: quando tu non sei un predestinato e quindi, come dici te, non vieni da una tradizione territoriale o familiare
non so, sei uno nato in Dolomiti, sei uno nato a Cervinia, al Monte Bianco, e arrivi da una città, Bergamo, a 50 km da Milano, dove sì, abbiamo le Alpi Orobie, che dici, ah, sono Alpi, non erano solo prealpi, quindi colline, quindi da lì non dovrebbe uscire un alpinista capace. E quando esci sparigli un po' le carte, ok? Quindi non c'è nessuna tradizione. E quindi sono d'accordo con te, non è proprio, non è il nome della città, è che probabilmente anche se vieni da Pordenone e sei un forte alpinista, Addirittura. che dopo però abbiamo friulani forti, molto forti, la coppia più forte degli 8000, la Nives Meroi e Sono Romano di origine Bennett, friulana io. non è che sono venuti, quindi sembra quasi che, perché aggiungo un altro nome, oltre a Walter Bonatti, che ci fu un'altra persona che non era predestinata, friulano, trasferitosi a Lecco, un tale Riccardo Cassin, che fu epurato, fu tolto Ah beh. dalla spedizione di Ardito Desio. Presero Bonatti, ma lasciarono fuori Riccardo Cassin Questa è dicendo che aveva problemi cardiaci. Poverino, che si è dannato l'anima. veramente come non portare l'Argentina che non avesse portato Maradona ai mondiali a suo tempo. Sì, Uguale. sì, era una roba impressionante. Magari un po' più vecchio, In però. realtà lo aveva portato l'anno prima, nel 53, a fare una ricognizione sul K2, Ardito Desio. Riccardo Cassin salvò la vita ad Ardito Desio perché aveva preso un edema cerebrale, aveva visto il livello di carisma di questo friulano senza padre perché papà era morto emigrante e si era trasferito a Lecco, faceva il pugile, ha cominciato a fare l'alpinista, è diventato uno dei più forti di sempre, ha capito il carisma, ha capito la preparazione, ha detto questo qui se lo porti in spedizione diventa un leader di fatto e quindi offusca un po' la mia leadership e hanno fatto passare che non stava bene, si è dannato l'anima 2 anni e mezzo a fare tutte le visite del mondo e tutti gli dicevano guardi che lei è forte come un caterpillar e però intanto gli hanno fatto perdere la spedizione, quindi non mi voglio concentrare però su chi con le sue ragioni non mi ama, mi concentro su tanti che comunque mi vogliono bene, perché se Rizzoli mi fa scrivere il 14° libro è perché i miei libri si vendono, qualcuno li compra, ok? Io non è che li regalo a parte ai poche Io persone. l'ho pagato, insisto, io l'ho pagato. Sì, quindi fondamentalmente conviene concentrarsi più sul bene che c'è in questo mondo e su chi ti vuole bene che non sul male, perché ripeto, altrimenti diamo e prendiamo una percezione di questo mondo descrivendo che là fuori c'è solo il mostro e poi noi viviamo con la paura del mostro. Là fuori c'è una vita da vivere, un pianeta fantastico, un sacco di bella gente, ci sono anche gli stronzi che prima erano silenziosi, oggi hanno la parola, gli lascio la terapia dei social, fine. Scusate, io non mi trovo bene su questi finali benauguranti, positivi, capito? Io insomma, mi hanno disegnato in un altro modo, per cui, insomma, Bene. non è che non ci sarà mica quel rito terrificante delle domande del pubblico, vero? Casomai Quelle dove si alza uno e fa un pistolotto di 20 minuti e alla fine non si capita neanche la domanda. facciamo che direttamente nel film a coppie. Oppure personali, si però, dice, sì. oppure facciamo il solito trucco, dai, come gli anni scorsi, no? Si dice, facciamo una domanda e facciamo fare una. Una. Il bagno. Che è bagno? Ah, cazzo! L'aneddoto Per diventa la Dinci, domanda. ma avevi quasi fregato. Guarda che se no racconto io, eh. No, Vai. allora, Di il carisma che hai emanato quella vi ho volta. detto prima che nel 93 sono andato alla Concagua, la mia seconda spedizione, 56 sotto zero, mi trovo mi trovo alla base della montagna, la parete sud della Concagua, 3000 metri di parete, una delle pareti più difficili del mondo. Siamo solo in due, io e Lorenzo Mazzoleni, che purtroppo poi morirà al K2 3 anni dopo. Non per questo episodio, Non per però. questo episodio, e arrivato sotto la parete ho bisogni fisiologici non liquidi e non gassosi, ne rimane solo uno, ok? E Quale? quindi gli dico, vabbè, allora è meglio farla qui piuttosto che cominciare ad andare in parete. E allora non c'erano come oggi le
tute o i pantaloni d'alta quota che hanno la cerniera posteriore a arco, che non devi quindi spogliarti, quindi apri la parte posteriore della tuta d'alta quota, ok, e ti liberi e poi calarti i pantaloni e le Tutti loro ce mutande l'hanno. e fare quello che devi fare. Allora le tute d'alta quota alpinistiche erano un po' più o meno come le tute intere da sci che c'erano una volta, quindi devi toglierti, tirartele giù e fare quello che devi fare. Però quando sei in alta quota o al freddo non hai solo gli scarponi, hai gli scarponi e le ghette, ok? Quindi anche se ti vuoi calare i pantaloni, in realtà non è che te li cali come quando sei nel bagno in casa tua che te li trovi alle ginocchia, te li trovi qui, ok? Se spingi tanto, ok? Poi c'hai la calzamaglia, i pantaloni in paia e poi sotto sulle mutande. Faccio tutto quello che devo fare, quindi mi spoglio 56 sotto zero, quindi cerchi di fare veloce, spoglio tutto così, raccolgo tutto per non fare così, faccio quello che devi fare. Ovviamente quando fai la parte solida c'è anche una parte liquida che si abbina alla parte solida, finisco tutto e ovviamente ho freddo, tiro sulla tuta alta quota, metto una manica, metto l'altro, mi chiudo, tiro sul cappuccio e avevo fatto esattamente tutto nel cappuccio e non avevo ancora messo il caschetto. Allora mi rendo conto perché mi colla giù e poi comincia subito a ghiacciare, prendo la neve e me la metto sulla testa e cerco di pulire e in realtà ho solo spalmato ciò che mi era dato sulla testa. E poi sono stato 5 giorni in parete con il mio compagno e sempre dormivamo Nella stessa tenda piccola così. Tenda, mi diceva voglio i tuoi piedi ma non voglio la tua testa qui, e quindi abbiamo... E ovviamente poi sopra ho messo il caschetto, quindi questa è la storia. Una scalata di merda come non se l'è mai più ricordata. L'ho raccontata spero non in maniera volgare. Io speravo di sì. No. Questo, okay. Grazie, allora, grazie. Ci siamo stufati. Volevo demitizzare Simone, per cui però io me l'ero dimenticata, è colpa loro. Quel signore lì che se l'era segnato. Bagno, io dicevo sarà di là. No, invece era. Grazie davvero a Filippo Facci e Simone Moro per questa bellissima serata.